La ONG Mediterranean Save Humas ha subito annunciato querele contro le due testate che hanno sollevato il caso, ma la vicenda di presunti finanziamenti erogati dai vescovi italiani alle missioni di recupero dei migranti nel Mediterraneo centrale condotta dall'ONG Mediterranean Save Humas ha sollevato grande scalpore e creato un fuoco di polemiche. La ONG è quella di Luca Casarini, già leader nei No Global e più recentemente anche membro di nomina pontificia del Sinodo. A capo della nave Mare Ionio c'è invece il veneziano Beppe Caccia che oggi pomeriggio, interpellato sull'argomento, ha preferito non rilasciare ulteriori commenti, rimandando a lungo comunicato dell'organizzazione non governativa. Al centro della collaborazione ci sarebbe la ONG di Luca Casarini, Mediterranean Save Humas, e le attività di recupero dei migranti a bordo della nave Mare Ionio, della Indra Social Shipping, compagnia di navigazione triestina, di cui Casarini è socio insieme a Giuseppe Caccia, ex assessore a Venezia, e al docente Sandro Mezzadra. La conferenza episcopale italiana avrebbe destinato a Mediterranea circa 2 milioni di euro nelle varie missioni. È nota la stima di Papa Francesco nei confronti di Luca Casarini, invitato dal pontefice ad intervenire come membro laico al Sinodo dei Vescovi. Ora si attendono nuovi sviluppi della vicenda.